Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nell'oroscopo del giorno. Anche oggi con le stelle di Radio.0 non ci lasciamo sfuggire le ultime novità. Iniziamo dall'Ariete. A causa della luna nel malinconico Cancro, il weekend si prospetta meno accattivante di quanto avevate previsto. In qualche modo correte ai ripari. Non è tempo di funambolismi filosofici, ma poter trovare un partner non sembra un sogno impossibile. Toro, farete molto facilmente nuove amicizie grazie alla luna in ottimi rapporti con Urano che spinge a conoscere e ad accogliere grandi novità. Essere cordiali e accoglienti nei confronti altrui sta funzionando, anche sui social tutto procede bene. Gemelli, è in arrivo il fine settimana e con esso anche la voglia di evasione dagli impegni e dalle pressanti scadenze. Nel frattempo però tenete duro. Per superare gli avversari utilizzate astuzia e ingegno per merito dell'appoggio del furbo Mercurio. Cancro, la luna ospite ancora in casa vostra per ricambiarvi unita al sestile con Urano vi dona energia frizzante e vivacità in ogni occasione. Tirate fuori il vostro lato più romantico senza titubanze e senza aver paura di essere presi in giro. Leone, finalmente un po' di meritato relax. Dopo un periodo forse stressante a livello emotivo, affrontata con coraggio, avete visto, ogni ombra alla fine scompare. Utilizzate al meglio il vostro magnetismo fascinoso per sbaragliare gli ultimi baluardi di resistenza. Vergine, considerato il sostegno lunare, analizzerete ogni situazione in modo da avere poi un discreto vantaggio personale, ve lo siete davvero meritato. Anche i più ostinati tra i soci e i colleghi alla fine seguiranno i vostri consigli e pure le vostre direttive. Bilancia, forse bloccati dalla dissonanza della luna in quadratura non ce la fate a manifestare le vostre emozioni come avreste voluto. Non datevi per vinti se una battaglia è stata persa, l'importante è mantenere la vostra lucidità. Scorpione, un colpo di fortuna o l'appoggio lunare nel medianico Cancro? Alla fine ciò che conta non è conoscere le motivazioni ma il risultato vincente. Potrete prevenire le mosse del vostro avversario in anticipo, così da non dargli mai tregua. Sagittario, gli ideali sono importantissimi per voi e su di essi spesso vi fondate per scelte e decisioni, anche se dovreste andare controcorrente. La facilità con cui vi relazionate agli altri ispira fiducia anche in chi prima era un po' titubante. Capricorno, un po' di insicurezza o di eccessiva premura non vi permettono di rendere al massimo oggi. Siete sotto il tiro della luna nel malinconico Cancro. Durante la riunione in presenza online vorreste esprimere un parere diverso, ma alla fine vi accordate alla maggioranza. Acquario, anche se le energie non sono alle stelle oggi, riuscirete a finire la relazione e a far quadrare i conti. Certo però che alcune responsabilità proprio pesano. Quando non avete nulla da fare vi andate a cercare qualche intricato problema. Dovreste preferire un po' di relax. E chiudiamo ancora con i pesci. Non potete lasciare che le emozioni amplificate dalla luna in un segno d'acqua travolgano ogni aspetto della vostra vita. Vi occorre equilibrio. Dite la verità anche quando non vi sembra la cosa più conveniente. Alla fine viene sempre a galla. Ed è tutto quindi anche per oggi, anche per questo venerdì dalle stelle di luglio, le stelle di Radio.0. Grazie per essere stati con noi, ci risentiamo ancora per le ultime novità. Intanto una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0